scusa. Dai, già. No, fai sulla della terra, Siamo qui assieme a tutti i pastori di Nurri e non solo i pastori di Nurri, ma sono confluiti in questa manifestazione colleghi pastori che vengono da Orroli e da Scalaplano. Come vedete ci sono dei manifesti che indicano che noi siamo con i pastori. Anche noi siamo con i pastori perché è l'attività principale del nostro territorio e non possiamo far finta di niente di fronte a un problema emergenziale che oramai ciclicamente si sta ripetendo. Quindi oggi abbiamo fatto una manifestazione pacifica, evitando di sversare il latte per le strade, che comunque capiamo il lavoro, il sudore e il sacrificio che i pastori fanno ogni giorno, e quindi dare una dimostrazione che questo prodotto ha una dignità e la dignità anche di chi lo lavora. Quindi oggi abbiamo coinvolto anche il mondo scolastico perché è giusto che siano sensibilizzati di fronte all'opinione pubblica, di fronte al problema della crisi del prezzo del latte. Va bollito per qualche minuto fino a quando non fa la schiuma, lo vedete. Si mette nel recipiente fino a quando bolle, fa la schiuma, poi si può bere tranquillamente. Grazie a voi. Assolutamente, è una protesta, è un grido di dolore da parte di tutti noi allevatori, è una protesta naturalmente pacifica, vogliamo far capire a tutta la gente, anche i non pastori, che purtroppo stiamo vivendo un momento di crisi che forse non abbiamo mai conosciuto in questi ultimi anni. E vogliamo mandare un messaggio a tutto il popolo sardo, un messaggio di dolore, che ho detto, e che si cerchi di dare un indirizzo nuovo al comparto agropastorale. Sara, non mi dire che adesso non va, Paolo, guardate che possiamo. Noi chiediamo naturalmente un prezzo adeguato al nostro prodotto, un prezzo che deve essere in grado di farci vivere, non sopravvivere come abbiamo fatto, come stiamo facendo in questo periodo. Quindi chiediamo di mettersi la mano nella coscienza e dare un valore reale al nostro prodotto, in modo tale da trarne positività e tutto il comparto. Siamo riuniti qua, siamo Nurri e Orroli, ha partecipato anche a Scalaplano, abbiamo deciso di manifestare contro questa situazione del prezzo del latte che purtroppo è in tutta la Sardegna, abbiamo deciso di fare questa manifestazione pacifica, di non buttare il latte perché comunque anche se l'industriale non valorizza il prodotto come dovrebbe, noi le diamo un valore molto più alto di 60 centesimi e quindi preferiamo darlo alle persone, darlo ai cittadini che ci sono, piuttosto che buttarlo, perché comunque è un bene prezioso, è un bene di prima necessità. Speriamo, ci hanno promesso che faranno una filiera del pecorino romano, che speriamo che si riescano in qualche modo a risolvere il problema. Noi siamo fiduciosi e speriamo bene. Io sono figlio di un pastore, oggi noi siamo tutti riuniti qua per la nostra manifestazione pacifica. Forza Valisi! 60 centesimi di ricompensa per il trollate non mi sembra un prezzo valido per poter andare avanti, perché ci troviamo in situazioni abbastanza svantaggiate in cui continuare ad andare avanti con questo prezzo non è fattibile, nonostante tutto. Non paghiamo neanche il prezzo di produzione. No, non riusciamo a coprire neanche i costi di produzione, ma bensì andiamo in perdita, nonostante tutto il lavoro di sacrificio di tante giornate, senza mettere in conto molte volte anche abbandonando le proprie famiglie, proprio perché non si può mollare le aziende. Allora, secondo me un minimo prezzo per poter andare avanti, per poter ricompensare anche
tutto il lavoro che facciamo sarebbe di minimo €1 più IVA, altrimenti non si riesce più ad andare avanti. Il latte? No, che qua. Perché siamo qua? Siamo qua per trovare una soluzione a questo problema che ci attanaglia da decenni. Praticamente noi siamo fermi con questo comparto nella crisi, immersi nella crisi ormai da 50 anni. Questo saliscendi del prezzo del latte non ci dà stabilità e rende le nostre aziende precarie. Quindi noi dobbiamo trovare un prezzo minimo garantito a questo benedetto latte. Per fare questo dobbiamo continuare con questa protesta, però dobbiamo farlo in modo pacifico. Non dobbiamo neanche più buttare il latte, l'abbiamo fatto, è stata una cosa dimostrativa, d'accordo. Però adesso dobbiamo passare alla protesta pacifica, quella che ci porterà alla contrattazione con quella che è la parte commerciale del prodotto finito. Quindi dobbiamo andare al tavolo per trovare un accordo per un prezzo minimo garantito I nostri pastori della Sardegna sono bravi perché producono prodotti per la nostra tavola ed è giusto che i loro prodotti siano valorizzati e aumentati. Viva i pastori di Nurri e le loro famiglie che fanno sacrifici per tutti. Viva i pastori!